Al proprietario del cavallo vincitore viene consegnata una targa offerta da Radio International. Si è appena concluso il clou di oggi, ricordiamo premio Radio International che è stato vinto da Zermatt Chi e Francesco Facci, e ovviamente il driver è tornato in scuderia perché aveva un po' fretta, ma comunque lì rinnoviamo i complimenti. Io ovviamente in chiusura di giornata, poi ci sarà ovviamente un'altra corsa, ma cedo la parola ad Alessio Aimone. Ti ringrazio perché oggi hai condotto la premiazione del cavallo di Natale, quindi un commento di questa bella giornata all'ippodromo. Grazie Chiara, per noi è sempre un piacere, come dire, raccontare anche l'Emilia Romagna che passa attraverso lo sport, lo facciamo tutti i giorni anche con la nostra Radio International, quindi grazie mille dell'invito, ovviamente non sarà l'ultima occasione, sarà una di tante in questo 2022, grazie anche per la possibilità di aver premiato il cavallo di Natale, mi metto anche questo nel mio curriculum, grazie. Assolutamente, ringrazio anche Rocco, ricordiamo che è il responsabile del Bologna FC Store, quindi un commento anche da parte tua di questa giornata e poi chiedo di ricordare i contatti e dove ovviamente trovarvi. Certo, noi siamo presenti allo Stadio d'Allara, siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13, dalle 15:30 alle 19:30. Vi aspettiamo numerosi, grazie per l'invito e aspettiamo la prossima occasione. Grazie ancora tanto. Bene, sarete ovviamente nostri graditi ospiti. La pista per ora è tutto, linea ovviamente alla regia.